Ciao a tutti e benvenuti al compleanno di Danilo. Oggi sarà un evento straordinario perché Danilo pagherà da bere. Una volta all'anno. Un applauso. Una volta all'anno. Sei emozionato, Danilo? Non tanto. Danilo, i tuoi dindini faranno din din din. No, din, sono din. notte, non fanno D&D. Ma arrivati a Venezia, pronti per il Bacaro? Oh, ma siamo venuti a Venezia a bere caffè, cappuccino, brioche o siamo venuti qua a Venezia a fare Bacari o... Primo Bacaro del tour, andremo a Bacaro da Lele, rinomato per i paninetti a €1 e il vinello anche a 60 centesimi. Pazzesco. Tavolino degno, colori spettacolari della Laguna Veneta. Un grande, oh, come hai avuto questa idea? Iniziava a esserci troppa gente, ho detto meglio che staccare ordinario. Agita. Appena finito a... dove a Lele. Moretto è già ubriaco. Quanti litri ha bevuto? Per 10? E ora stiamo andando all'osteria da Codrma, una nuova osteria che stiamo a provare in questo giro. E per cui vedremo, vi faremo sapere com'è. Speriamo bene, qua siamo in posti poco turistici e stupendi. Raga, facendo il Bacari Tour vai su posti che non sono turistici. Arrivati all'osteria Codrma qui e faremo vedere cosa ci portano. Qua ci hanno portato allora un po' di crostini col baccalà, polpettine e un bel litro di casa bianco. Cosa ne dite, ragazzi? Contenti? Grazie Dennis. Contenti? Un sacco. E ora andiamo al cantinone già schiavi. Oh Danilo, ma com'è stato fino adesso? Non male direi. Chi Eh, sei stata come guida? io? Esatto. Tanto bravo sono. Beh, non tanto, vediamo. Come non tanto? Oh. Ecco qua cantinone già schiavi. Presenti qua i due bianchini. Sì. E invece noi abbiamo preso i mori. Abbiamo preso un po' di cicchetti col baccalà. Ci siamo dimenticati qui, siamo allo Squero, un altro Bacaro attaccato alla cantinone già schiavi. E qua abbiamo preso lo spritz con un cicchetto. €3 di uno spritz da mezzo litro quasi. Più un cicchetto viene sotto i €2, per cui buono, ci sta. Qui siamo una deviazione che insomma non è molto alcolica questa deviazione. Allora praticamente adesso siamo sulla dogana che vi farò vedere nel prossimo sequenza. Successivo video? No, Sequenza video? stesso video ma sequenza diversa. Video secondari? Allora qua abbiamo preso un po' di mozzarelline, birrette e vinetto. E la stati è Enoteca al Volto, è una teca stupenda.
vecchi ricordi, una delle prime enoteche in cui siamo andati, uno dei primi bacari. Sono dei cecchetti molto buoni, un po' più costosi confronto alle altre enoteche, però da passare, da passare. Ora siamo al rooftop in centro a Venezia. Solo i VIP possono entrare, tipo noi. Tipo noi. No, in realtà basta prenotare online. Eccoli qui ragazzi, siamo alla cantina Vecchio Carbonera con il nostro spritzetto. E come avete potuto vedere abbiamo finito anche la batteria della fotocamera, per cui abbiamo dovuto terminare il video così. E spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un video un po' diverso, in cui non abbiamo trattato la montagna, ma comunque un'altra bellezza del nord che è Venezia. Io sono fortunato che ce l'ho a un'ora di casa. Se vi interessa, sto anche lavorando a un piccolo ebook dove vado a tracciare e anche a recensire tutti i vari bacari tipici e anche nascosti, ok? Dove potete trovare prodotti tipici veneziani e anche 3 percorsi diversi per andare a vedere anche 3 parti della città diversa. Se siete interessati, scrivetemi la vostra email in un messaggio qui privato nella pagina Instagram di Meraviglie del Nord e appena sarà pronto vi informerò con un'email. Grazie della visione che siete arrivati fino a qui e ci vediamo in un nuovo video.